avendo vissuto quei momenti, e come lei ha definito agenti della propaganda russa, questi che stanno scrivendo sono agenti della propaganda contro Russia, che in un momento di in un conflitto armato sta facendo opera di disinformazione. Io posso assolutamente smentire che ci siano state regalie o altre cose, perché ripeto, sono assolutamente, e per come sono state scritte e messe in fila, una serie di inesattezze, per non dire anche bugie, che lasciano il tempo che trovano. Una guerra di propaganda, non ha dubbi il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, che dice di non aver mai conosciuto il parlamentare russo Mirzakhanian. Nell'inchiesta però figura anche una certa Marina Klebanovic, attivista russo-polacca con un'ampia rete di contatti nell'ambiente delle destre europee, avrebbe tenuto le relazioni anche con i media. È passato molto tempo, stiamo parlando del 2016-2017, ci mancherebbe. Sinceramente non mi ricordo se c'era una Marina o qualcos'altro fra gli addetti stampa dell'Economic Forum a Yalta, però ripeto, quel signore lì citato vi assicuro non l'ho mai visto, mai sentito. Ciambetti, che da ultimo commenta la richiesta urgente di chiarimenti formulata dall'opposizione di Arturo Lorenzoni, tirando in ballo il Qatargate e lo tsunami che si è abbattuto sui socialisti europei. Io vorrei chiedere se Lorenzoni ha mai conosciuto Panzeri nelle sue attività istituzionali o professionali. Da Verona interviene Valdegamberi a margine del sit-in contro la guerra in Piazza Bra, ma hai ricevuto regali né case, dice la linea è la stessa di Ciambetti, anzi più dura. Tutte balle, questo è il modo proprio per fare giornalismo o per fare disinformazione, fatto ovviamente da chi, i mandanti sappiamo chi sono, non sono italiani, vengono dall'estero, perché bisogna convincere gli italiani che è giusto andare in guerra, è giusto fare la guerra per gli altri. La pagheremo cara questa scelta noi nel futuro, la stiamo già pagando cara dal punto di vista economico, se noi guardiamo anche le sanzioni recenti, se noi guardiamo gli effetti delle sanzioni, stanno svalutando l'euro rispetto al dollaro, il dollaro ha recuperato sull'euro, il rublo ha recuperato, alla fine prendere quel posto sono proprio gli italiani, le imprese italiane, le case di riposo che si vedono energia cara, le tariffe care, e tutte conseguenze di scelte scellerate dal punto di vista politico. Noi invece di pensare alla politica dei russi o alla politica degli americani dovremmo cominciare a pensare alla politica dell'Europa e prima di tutto dell'Italia.